Ciao a tutti, benvenuti a Cittadella. Iscrivetevi ai nostri canali su YouTube, X, Instagram. E qui con me ci sono Francesco Borgonovo e Massimo Salvati, che saluto. Ciao a tutti. Ciao. E questo, ragazzi, è stato un weekend di fuoco e non dico metaforicamente, ma letteralmente abbiamo avuto le strade invasate di fuoco e fiamme da parte dei cosiddetti manifestanti pacifici per le proteste di Gaza, che di pacifico, a mio avviso, hanno avuto ben poco. Hanno provato a entrare a invadere varie stazioni, tra quelle di Milano, di Bologna, hanno invaso tangenziali, autostrade, si sono presi il controllo di intere città sul suolo nazionale, dei veri e propri anarchici. In tutto questo io mi domando, ma queste proteste, questi manifestanti, uno, sanno davvero per cosa stanno manifestando? Perché mi sembra che la loro volontà di manifestare per, in questo caso, no, per la flottiglia, quindi per gli aiuti umanitari che sarebbero dovuti arrivare e quant'altro, non trovino coerenza poi se si va a vedere quanto effettivamente l'Italia ha aiutato Gaza negli ultimi 2 anni, e quindi la loro protesta contro il governo italiano mi sembra alquanto incoerente. Mi sembra che ci siano, ecco, questi manifestanti che non conoscano, non sappiano che cosa sia successo negli ultimi 2 anni, ma che si lasciano trasportare da questa emozione di rabbia condivisa tra le strade delle nostre città. Cosa ne pensi tu, Francesco? Ma guarda, io devo fare un po' bastian contrario stavolta, perché io credo una cosa, credo che allora, posto che a me infastidiscono molto certe uscite, certi personaggi che oggi vanno per la maggiore, certi piagnistei che abbiamo visto sulla flottiglia, sulle questioni palestinesi, mi danno un po' l'orticaria, e penso anche che tutta questa questione sia stata sfruttata politicamente, cioè il sindacato che non fa gli scioperi o li fa ma malamente per il lavoro ed è responsabile di aver firmato dei contratti ridicoli negli anni passati, oggi improvvisamente diventa il paladino di Gaza, tra l'altro per inseguire i sindacati di base, quindi si adegua a quello che fa l'USB. Insomma, mi sembra che ci sia un tentativo di cavalcare questa roba della Palestina, perché hanno guardato i sondaggi, ci hanno visto che il 70 più o meno per cento degli italiani è molto sensibile alla questione di Gaza, però penso anche una cosa, che questo non ci deve far dimenticare il tema, cioè il punto è il governo israeliano aveva il diritto di fare quello che ha fatto dall'8 ottobre in avanti, il governo di Gaza ha agito, il governo, scusate, di Netanyahu ha agito per legittima difesa, oppure ha dato vita a un massacro decisamente fuori da ogni logica, fuori da ogni dignità? Ecco, secondo me è la seconda, cioè io, che pure non sono uno che pensa che Israele vada distrutto, che viva la Palestina dal fiume al mare e tutti questi slogan, però credo anche che non si debba dimenticare quello che succede, no, in Palestina, e credo, il mio dispiacere è che queste manifestazioni poi in realtà spostano un po' l'obiettivo. Non so, Massimo, tu che ne pensi? Ma allora, io intanto volevo precisare giusto una cosa, perché comunque ieri è uscito un sondaggio su Rai 3 che testimonia che il 90% dei cittadini non è che ce l'hanno molto, non li vedono molto bene quelli della flottiglia, né tantomeno quelli che manifestano. Poi basta fare dei sondaggi sui social per capire che gliene hanno dette di tutti i colori a questi che sono entrati, hanno iniziato a distruggere tutto, hanno spaccato cassonetti, hanno incendiato cassonetti, distrutto vetrine, vandalizzato le peggio cose. Cioè io Quindi tu, ragazzi, Massimo, tu sostieni che quindi l'opinione pubblica sia più spostata su un dissenso verso quello che abbiamo visto da parte dei manifestanti? io Perché se penso io, proprio di se io sì. guardo, se io guardo effettivamente le strade, no? Vedo delle strade piene, vedo la gente che si sfoga sui social a favore, no, di queste proteste. Quindi, ecco, mi cogli di sorpresa con questo sondaggio. Tu dici che invece la realtà dei fatti è diversa. Noi magari vediamo solo una nicchia, ma Massimo Ma ha i guarda, sondaggi ufficiali del Ministero dell'Interno, quelli Ma segreti. io,
Io non voglio dire assolutamente che non è dell'intelligence. sentito come tema questo, perché è sentito e non si può negare una cosa del genere. Però bisogna anche essere realisti. Cioè, cosa ne pensa realmente il cittadino comune di quello che ha incendiato il cassonetto, di quello che ha vandalizzato la statua equestre a Milano? Perché io, ragazzi, ho visto gente arrampicata a Piazza Duomo sulle statue, che vandalizzava con scritte antimeloni, e questo non c'entra niente con la Palestina, raga. Cioè, bisogna dirlo concretamente. Cioè, non si può fare di tutta l'erba un fascio qua. Perché la protesta che c'è stata in questi giorni ha semplicemente polarizzato ancora di più l'opinione pubblica. Io vedo uno schieramento netto tra odiatori dei Propal e sostenitori della Palestina. Non c'è una via di mezzo oggi, Però tranne scusa, rare eccezioni. allora, cerchiamo di mettere un punto però, cioè il punto deve essere, io provo, diciamo, equidistanza del fastidio, cioè da una parte io non sopporto quello che va in piazza, scarabocchia due slogan, poi gli chiedi che cosa è successo nel 1948 e non lo sa. No, credo che la questione palestinese pretendere di avere la verità in tasca sia molto arrogante Complesso. e supponente. Dopodiché, secondo me, però, dobbiamo metterci d'accordo su un punto, cioè il governo Netanyahu ha fatto qualcosa di mostruoso oppure no? Assolutamente sì. Assolutamente Perché se sì. uno ritiene che lì abbia fatto qualcosa di mostruoso, allora una reazione ci deve essere. Secondo me, la manifestazione civile, civile nel senso di dignitosa, pacifica, cioè io non sono neanche, guarda, ti dirò di più, io non sono neanche uno che poi di fronte alla violenza, agli scontri fa, oddio, mettete al riparo i bambini, cioè succede, ci sta che nell'antagonismo ci sia anche, la violenza fa parte della politica, mi dispiace Beh, che però dici succede solo a sinistra, perché a me risulta che in Inghilterra la manifestazione contro i migranti che hanno cercato di sminuirla dicendo che erano 100.000 persone, quando erano ad occhio guardando i video molti di più di quelli a Roma, che avevano detto che erano 1 milione, a me risulta che lì nessuno abbia vandalizzato niente. A me risulta che ci sono stati 20 persone che sono state arrestate per aver aggredito la polizia, ma per il resto nulla. no, Nessun ma danno a non privato c'è né niente. dubbio, ma non c'è dubbio che il comportamento sia spesso diverso. È anche vero, io devo ragionare, noi dobbiamo ragionare secondo me in linea, come dire, teorica e generale, cioè dire, se tu manifesti per una causa giusta e vieni caricato dalla polizia, può accadere, cioè io lo metto in conto, non faccio, cioè io non sono, mi sembra ipocrita come fanno quelli del PD o altri dire no, la violenza si condanna sempre. Dipende, cioè se tu stai manifestando per un diritto che viene negato in maniera violenta dallo Stato, ci sta che ci sia lo scontro. Quindi non è questo che a me lascia perplesso. Il punto è quello che dicevi tu, cioè queste manifestazioni servono per la causa palestinese o servono e sono strumentalizzate da qualcuno per attaccare il governo o per altri fini politici? Ecco, secondo me è qui che c'è da girarci un po' intorno. C'è tutta una. Poi c'è una percentuale di narcisismo incredibile, ma magari ne parliamo dopo. Non so, Matt, invece mi sembra che tu pensi che Netanyahu faccia bene, o sbaglio? No, 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 assolutamente questo non l'ho mai detto e anzi questa è un'accusa che spesso mi viene anche rivolta, soprattutto negli ultimi giorni in cui ho preso anche più posizione rispetto a questo tema sensibile. Ecco, secondo me oggi diventa molto difficile riuscire a vedere una prospettiva più di centro. Di centro cosa voglio dire? Cioè dove semplicemente non è che uno debba per forza parteggiare per una fazione o per l'altra, semplicemente uno magari condanna alcuni episodi, qualcosa che è successo, ma questo non significa che giustifica poi l'altra parte. Invece, questa è per esempio un'accusa che mi è stata rivolta recentemente quando, appunto, negli ultimi giorni ho parlato di alcune vicende insomma, a sfavore, ecco, della Palestina, dicendomi quindi, mi han detto, ma quindi tu, Matt, sei a favore di quello che sta succedendo da parte degli israeliani, del genocidio? No, no, io assolutamente questo non l'ho mai detto. Ecco, se io metto qualche storia dove evidenzio dei fatti che mi lasciano, no, che mi fanno sorgere qualche dubbio, questo non significa che sto parteggiando anche per l'altra parte. Quindi No, ma diventa molto infatti fai difficile oggi bene, ma fai trovare. bene perché bisogna avere, manca questa roba qua in Italia, cioè uno può anche dire,
mi fa schifo quello che sta facendo il governo israeliano, però non è che mi devo prendere allora tutta la retorica della parte avversa, cioè se no non ragiono più col mio cervello. Ma il problema però che accade è proprio questo, cioè oggi manca talmente tanto una critica, la capacità di critica, la capacità logico-razionale, che si pensa tutto per slogan, ma non i propri, quelli degli altri. Quindi a pappagallo si ripetono gli slogan che si leggono sui social da altri influencer e quant'altro. E manca questa propria critica, quindi la capacità di vedere più tasselli concatenati insieme e dire aspetta un attimo, guarda che la situazione è un mosaico, bisogna interpretarlo, non è così netto da una parte o dall'altra. Oggi manca questo, però se poi ci troviamo, non mi ricordo adesso il dato statistico, mi sembra che sia il 50% dei giovani non comprende un testo quando lo legge. Ecco, allora come Non possiamo, comprende, partendo questi da... sono dati credo invalsi che citi, e la maggior parte dei giovani fa fatica a comprendere un testo complesso scritto, quindi un testo, diciamo un saggio, una cosa del genere fa molto fatica, ma questo non mi stupisce, però questo è tutto è un insieme di, come dire, conseguenze, di cose, di meccanismi sociali in atto da anni. Quello che per restare a questo tema, poi secondo me possiamo anche Però cominciare a la vedere. polarizzazione arriva da questo, Francesco, perché se tu sei incapace di comprendere un testo complesso e io ti faccio leggere un articolo di giornale, tu leggi solo il titolo, quello che ti rimane è semplicemente qualcosa di ipersemplificato e ad un certo punto non ti fai domande e leggendo solo il titolone tu prendi difese solo per uno o per Sì, l'altra secondo me, fazione. guarda, dipende anche da una disabitudine che noi abbiamo alla fatica in generale. Cioè, ascoltare tutte le opinioni degli altri e leggere tutte le cose insieme, studiarle è faticoso. È molto più rassicurante stare nella bolla, no? Cioè, noi tutti siamo abituati, stiamo sui social dove ci sono i filtri e si creano inevitabilmente queste bolle, no? Dove ti arriva sempre roba che dà ragione come dire, ti ripete, no, quello che tu già sai, ti suggerisce delle cose che già ti piacciono, questo ti impedisce di vedere le altre posizioni, quindi magari se tu conoscessi anche un pezzettino della realtà al di fuori no, del tuo naso, allora magari capiresti che le situazioni sono effettivamente intricate e complesse. Però sai cos'è che mi dà molto fastidio le manifestazioni? E forse qui vado verso quello che diceva Massimo prima. Cioè che tutti questi qui che vanno in piazza con la keffia, ma anche i signori cittadini indignati, l'altro giorno Elisa che piangeva, a parte il fatto che, cioè, posso dire una cosa? Posso, mi permette? Ma Qui che alla cazzo, cittadella puoi dire ma tutto, che cazzo Francesco. piangi? Ma che cazzo piangi? Cioè, ti devi filmare mentre piangi, si vede che attacca il video e ti filmi mentre piangi, ma di una cosa sensata, sempre questa emotività fuori dagli argini, cioè di una cosa razionale, seria, che spieghi alle persone, che Però, motivi la tua Francesco, posizione, no il pianto, perché poi questi qui, quando c'era da manifestare per altre cose, quando la gente perdeva il lavoro durante il periodo del Covid, quando sputavano in faccia ai non vaccinati, dicevano che bisognava, cioè prendi Saverio Tommasi, non so se si può dire qui Saverio Se lo Tommasi, doveva tenere però, Israele, se doveva tenere eh, Saverio Tommasi. che? Era meglio se se lo teneva Israele, guarda. No, vabbè, adesso io, guarda, a me Si dispiace, io non scherza, voglio neanche ovviamente si scherza. fare, no, io sono contento di essere tornato a casa, gli auguro tutto il bene, tutta la felicità del mondo, per carità, cioè, cose, però, capito, uno che si metteva fuori al bar a dire, con due amici, a dire, siamo qui, abbiamo il Green Pass, però rubiamo 3 posti a chi il Green Pass non ce l'ha, e quello sarebbe un difensore dei diritti. Ma ragazzi, ma vergognatevi, vergognatevi, siete capaci di andare in piazza solo quando ci sono le cause lontane che vi fanno sentire nobili, figli, no? A dire pro-Palestina. Mi piacerebbe vedere come Hamas li tratterebbe questi qui, no? Perché poi c'è anche questo tema. Quindi faccio uno sforzo enorme, continuo a pensare che i palestinesi abbiano diritto a uno Stato, abbiano diritto alla loro dignità e siano macellati senza motivo, eh? Questo non so, Massimo. No, no, io sono completamente d'accordo. Un'altra cosa che non capisco, ma questo non significa delegittimare la protesta, è ovviamente io mi chiedo, ma dove sono tutti questi quando sterminano i drusi, quando gli armeni fanno un genocidio riconosciuto dall'ONU,
quando in Sudan sono morte 6 milioni di persone dal 1984 a seguito di anni e anni di guerre. Dove stanno tutti questi in queste occasioni? La guerra non c'era quest'estate in Palestina che dobbiamo fare tutte le manifestazioni a settembre quando ricomincia la scuola? Per carità, c'è stata l'occasione della flottiglia, tutto quello che vi pare, però è anche da dire che ovviamente questa chiamata alle armi, passiamola così, è un po' voluta dai media, dai sindacati e tutto questo prima non c'era. Cioè, non è che è iniziato oggi lo sterminio del popolo palestinese è iniziato tanti anni fa ormai, cioè è iniziato dal 7 ottobre, magari all'inizio ci sta a avere il dubbio, ma dopo un po' comunque uno È i iniziato dati ce li anche prima, aveva. se vogliamo, no? Sì, C'è sì, 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 tutto sì, un passato, sono decenni che va avanti sta cosa, certo. ma a un certo punto lì c'è stata, correggetemi se sbaglio, cioè c'è stata una presa di coscienza da parte della politica, cioè la politica, a una parte della politica ha capito che lì poteva, capito, poteva mettere in difficoltà il governo, poi giustamente il governo da una parte deve stare dietro gli Stati Uniti e quindi è molto in difficoltà, dall'altro questa destra è sempre stata anche acriticamente filo-israeliana. Quindi ci sono tutto un assieme di cose, era ovvio che si andava a mettere in difficoltà il governo. Poi io ho sentito parlare Crosetto, ha detto anche delle cose sagge, no? Cioè lui dice io sono responsabile anche degli italiani che sono là, cioè devo muovermi coi piedi di piombo prima di andare a attaccare un'altra nazione. E Detto questo spesso le questo, persone non lo capiscono, no? Da esterne, no? Pensano che la guerra sia una passeggiata, pensano che basti manifestare, protestare per arrivare a una risoluzione, ma non è così, le cose sono complesse e poi noi che alla fine ne discutiamo in uno studio con il microfono, abbiamo una verità che chiaramente è una verità superficiale, non sappiamo realmente quali sono, no? Gli accordi tra le varie nazioni, quali sono gli intenti, quali sono le varie diplomazie che si cercano, insomma, diventa complesso, è un sistema complesso e questo le persone sembra che non lo capiscano. sì, poi c'è una quota di narcisismo pazzesca, diciamoci la verità. Cioè, io sono rimasto allibito, ve lo dico, e mi dispiace perché poi passo per quello che non sono. Cioè, io lo metto lì. Io ho fatto pure, ho partecipato a convegni o a manifestazioni con il sindaco di Betlemme che mi ha regalato una fascia con la bandiera palestinese fatta lì. Cioè, non sono uno, voglio dire, che ha difeso Netanyahu o continua a dire, ah, ma il 7 ottobre un corno, cioè, però vedo delle figure che secondo me non fanno bene. Cioè, dalla parte, diciamo, dei pro-Israele ce n'è una marea di queste figure, gente che dice, fa delle uscite improvvide e mostra davvero, come dire, un grado di disinteresse per quello che succede, liquidando tutto come sia un dramma, la guerra, beh, insomma, con calma. Però anche dall'altra parte, cioè, io ho visto le ultime uscite di Francesca Albanese, io sono stato contrario quando l'attaccavano ferocemente, la dipingevano come il male assoluto, la terrorista, quant'altro. Adesso mi pare che si esageri un po' dall'altra parte. La scenetta che ha fatto col sindaco di Reggio Emilia, È insomma, ridicola. è abbastanza disdicevole. Quella che ha fatto in onda con Francesco, il povero Francesco Giubilei, che salutiamo, ciao Francesco, anche lì, diciamo, poi non ho capito se fosse, cioè se lei fosse, volesse uscire perché lei ha detto dovevo andare via e quindi Sì, che ha aveva un scelto proprio il impegno. peggiore momento per alzarsi e andare via. In ogni caso, Sì, però eh, anche se devi andare via, comunque è buona educazione aspettare la pausa pubblicitaria o quantomeno avvisare. Non che, cioè, se una persona sta parlando con te e tu prendi e te ne vai, cioè, dai da pensare male. Cioè, lo fai quasi apposta a farti voler criticare. sì, Ma beh, tra io l'altro poi c'è questa storia incredibile di Liliana Segre che viene sempre tirata da una parte e dall'altra. Ce l'hanno usata per anni per dire che online c'era l'odio, che aumentava l'antisemitismo, che bisognava fare la commissione Segre. Ve la ricordate? Forse voi, non so, vi occupavate d'altro che era anche più interessante, però io ero lì a fare i pezzi sulla commissione Segre e ci fu anche una cosa incredibile, molto, molto divertente, cioè praticamente per giustificare, no, questa commissione Segre per dire che c'era un problema di odio in Italia, scrissero: ma la Segre riceve non so quanti migliaia di attacchi sui social. È peccato che la Segre non abbia i social, no?
e lei stessa ha detto in un'intervista, io non me ne sono neanche accorta perché non avendo i social, e quindi era tutto un caso montato così, no? E mi ricordo che c'erano i rapporti. Allora, tutta questa roba veniva usata per dire destra fascista, die torna all'antisemitismo. Adesso, adesso invece non la si può più nominare perché dice che non c'è il genocidio, quindi a lei, no? Ma Sì. quindi questo genocidio c'è o non c'è? Ma, cioè, posso dire ancora, scusate, ma è importante. Cioè, il termine genocidio, cosa ci cambia? Allora, secondo il Tribunale Internazionale delle Nazioni Unite c'è il rischio, va bene. Ehm, io penso che ci sia una carneficina inaudita. Cioè c'è un massacro che non si può giustificare dicendo Hamas mette il quartier generale sotto l'ospedale, perché a un certo punto un limite, anche se fosse vero, un limite te lo devi dare. Non esistono le cose tipo che quella che ha detto Misrai, mi dispiace, l'ho ospitato anche nelle trasmissioni, cioè non esiste la roba definisci bambino, dai. Però scusami Francesco, in tempi di guerra, no? Io adesso mi immagino che dall'altra parte mi sparano i missili da sotto un ospedale. Io cosa devo fare? Devo subire perché tu hai costruito apposta delle basi sotto gli ospedali, quindi giocando proprio su questo e creandoti delle vittime, fai empatia con il pubblico e quindi utilizzi questo strumento per avere... Intanto, Matt, diciamo... dovresti cominciare a non creare le condizioni. Cioè, ci sono due cose da dire. La prima è che se tu ti vendi come l'unica democrazia del Medio Oriente dove regnano i diritti, allora ti devi comportare da difensore dei diritti e quindi devi fare differenza. Cioè, devi sapere che se gli altri sono stronzi e si mettono sotto un ospedale, a parte che non è sempre vero perché inchieste di Haaretz, del Washington Post e di altri hanno dimostrato che delle volte colpiscono gli ospedali così e non perché c'è, oppure ammazzano anziane signore, suore, bombardano le chiese, sparano alla gente che va a prendere gli aiuti, cioè tutta questa roba non è giustificabile con la maschera che si nasconde. Ma mettiamo pure che si nascondesse, se tu ti poni come l'unica democrazia del Medio Oriente, a un certo punto ti devi mettere anche dei limiti, no? Nell'azione. E poi potresti cominciare a togliere le scuse agli altri. No? Cioè, per esempio, i territori occupati contro ogni decisione dell'ONU, contro ogni logica, contro ogni diritto, e togli da lì i coloni e liberi il territorio. Dalla striscia di Gaza comincia a gestirla diversamente. Cioè, è vero che hanno ritirato le truppe, è anche vero che però Israele gestisce gli ingressi e le uscite dalla striscia di Gaza. Ora, io su questo tema, insomma, un pochino adesso bisognerebbe andare lì ogni giorno per vedere la situazione, però non è che è solo Hamas a dire che non entrano gli aiuti umanitari, non entrano le forniture e sono regolati gli ingressi e le uscite dall'esercito israeliano, cioè tutto questo crea delle condizioni, se non altro, per farti passare dalla parte del torto. Allora, quando tu ti difendi, visto che hai altri strumenti per difenderti, diciamo, non abbassi e poi tutto questo non è servito comunque a evitare il 7 ottobre, a quanto pare, no? Altra cosa su cui bisognerebbe fare chiarezza. Una volta che tu hai sgombrato il campo da tutti questi equivoci, da tutte queste schifezze, allora ne riparliamo, no? Allora puoi dire, ma di là cosa faccio? Mi sparano, e allora si agisce in altro modo. Non che tu dici, va bene, adesso bombardo a tappeto e me ne frego di donne e bambini. Tu Massimo cosa ne pensi? Ma io penso che ovviamente dire che diciamo Hamas gioca dietro queste cose è vero, perché Hamas gioca mettendo apposta e utilizzando come scudi umani le persone. D'altro canto, però, il double tap all'ospedale, che è un qualcosa vietato dal diritto internazionale, è stato fatto. Ci sono anche i video da parte di Israele. Per double tap, per chi non lo sapesse, intendo bombardare una zona, aspettare che arrivano i soccorsi e bombardarla di nuovo per uccidere volontariamente anche i soccorsi. Cioè, e questa è una delle 800, vabbè, 800 ovviamente come numero non reale, però per far capire, delle tantissime, Delle mila. esatto, praticamente, ormai tantissime violazioni del Chiamasi diritto umano. iperbole. Esatto. Sono Cioè, vecchio. perché comunque ormai, diciamocelo chiaramente, cioè c'è una pagina Wikipedia dedicata a ogni singola violazione dei diritti umani fatta da Israele
la sua fondazione, cioè dal 1948, quando è stato fondato lo Stato di Israele, in seguito al mandato per la Palestina avvenuto dopo insomma, il mandato della Società delle Nazioni. Cioè, Israele dal 1948 in poi ha iniziato ad espandersi, espandersi, espandersi. Se oggi noi andiamo a vedere la cartina geografica di Israele attuale con la cartina geografica del vecchio territorio di Israele assegnato dalla Società delle Nazioni, ovviamente è completamente diversa. Completamente diversa, e ci sono tantissimi territori occupati in maniera illegale. Questo non lo dico io, lo dice l'ONU, lo Ma dicono tantissime infatti il punto istituzioni. è questo, cioè se tu, capito, fai iniziare la storia dal 7 ottobre, è come dire che la storia della Russia-Ucraina inizia il giorno dell'invasione russa. No, dal Cioè, 2014 anche là. tu devi prendere tutto, tutto quello che è accaduto lì e poi non è che noi oggi dobbiamo risolvere l'intera questione israelo-palestinese che non si risolverà mai, cioè diciamoci la verità. Dobbiamo risolvere una crisi umanitaria, cioè dobbiamo fare in modo che smettano di morire 100-200 persone al giorno. Questo è il punto. Anche se fossero 50, sono comunque troppe. Allo stesso tempo, secondo me dovremmo avere un po' più di lucidità e vedere anche gli altri massacri nel mondo, anche le altre violazioni dei diritti, pure quelle, soprattutto quelle che si fanno in casa nostra, e dovremmo condurre un dibattito più civile che non sia andiamo in piazza, sfasciamo tutto e a morte i sionisti, ecco, tutto qua. Anche perché, comunque, voglio aggiungere giusto una cosa. A me non risulta di aver visto qualcuno uscire dall'aula quando il presidente della Siria, ex terrorista numero 2 di Al-Qaeda, è entrato all'ONU a fare il suo discorso. A me risulta che tutti i leader occidentali gli hanno stretto la mano. Addirittura l'ex presidente della CIA gli ha chiesto come dormi la notte. Cioè, Beh, prima del gli dichiari resto, guerra e poi gli stringi la mano e chiedi come dormi la notte. Cioè, queste cose ma mandano in questo è il doppio bestia. pesismo, vedi, degli Stati Uniti, cioè Al-Qaeda è il terzo rivolgimento, cioè li hanno come dire, elencati e messi a sistema negli anni Ottanta quando si dovevano combattere i sovietici, poi dopo sono diventati nemici, poi dopo adesso di nuovo amici, cioè questo ti fa capire anche che dietro le quinte c'è tutto un sommovimento che noi non vediamo. Ma non Questa è la realtà. dimentichiamo che la Loredana Bertè, che tutti quanti prendono come una pazza, ma è stato confermato anche dal Corriere della Sera, ci racconta che una volta è andata a cena insieme a Bush Junior e Osama Bin Laden. Cioè, quindi i contatti tra i terroristi Mi, mi e... dispi- mi dispiace di non esserci stato. Io una volta sono stato in una barca dove c'eravamo io, Noemi Letizia, E Greta Thunberg. no, il Cardinal Milingo però. Io, Noemi Letizia, il Cardinal Milingo, i parenti di Noemi Letizia e la moglie di Milingo. Però era comunque meglio assortita della cena Loredana Bertè, Bush e Osama Bin Laden. Questo è grandi momenti della storia. Poi, Massimo, perché era a cena con Bush, Loredana Bertè? Questo non ne ho la più pallida idea perché è L'ha successo invitata prima. Bush o l'ha invitata Osama Bin Laden? Cioè, No, chi no, l'ha era? invitata Bush, però io non ero ancora nato, quindi oggettivamente le ragioni di questo incontro sono a me sconosciute. Però viene raccontato dai giornali e dalla stessa Bertè. Adesso bisogna che ci informiamo perché questa è una serata memorabile. Non c'era però, caro Matt, Francesca Albanese a quella cena. Si era alzata e era andata via. Ah, beh, vedi, ma quando è entrato Bush o quando è entrato Bin Laden? O quando è entrata la Bertè, perché forse non le Tra l'altro, piaceva. tornando ad Albanese, ehm, secondo me quello che è successo a Francesca Albanese è un po' quello che succede anche agli influencer quando guadagnano 100.000 follower tutti d'un botto. Cioè una sorta di mania di protagonismo dove ti senti intoccabile perché tutti quanti, l'opinione pubblica, ti dà ragione. Anche durante... Si chiama sindrome della Virostar. Cioè, succede quando tu non ti si fila nessuno per tutta la vita e poi a un certo punto vai in televisione e diventi l'oracolo. L'ultimo step è il Grande Fratello. Sì, oppure le foto su Novella 2000, tipo qualche medico famoso, ecco, diciamo. E insomma, quindi anche durante il dialogo con il sindaco ha osato dire che per la pace bisogna comunque liberare gli ostaggi israeliani, bisogna che ci siano queste condizioni.
E fin tanto che lei non ha fatto nessun... Io ho guardato il video attentamente, fin tanto che lei non ha fatto nessun gesto, non ha aperto bocca, il pubblico era assolutamente quiete, in silenzio. Lei ha ad un certo punto accennato un movimento, ha messo la mano sulla fronte come per dire che cosa sto sentendo, e il pubblico ha iniziato a fischiare, a schiamazzare. Ecco quindi come anche in un momento così veloce, vediamo come l'opinione pubblica si sposta veramente, no, basandosi su qualche micro segnale del corpo, in base chiaramente a ciò che, a cui fa riferimento maggiormente, in questo caso albanese, no? Quindi fidandosi delle espressioni dell'albanese, ha preso subito parte e ha iniziato a schiamazzare. Beh sì, è diventato tipo come dire, la leader, e questo è un pericolo perché poi diventano queste figure, no, quasi sacrali per cui non la puoi contraddire, il martire. Io l'ho trovato molto sgradevole nei confronti di tutti, poi mi diranno che era già previsto che uscisse, vabbè, come diceva Massimo, insomma, se devi uscire lo fai in un altro modo, ecco. L'avessi fatto io, No, ma se fossi uscito da una trasmissione mentre si parlava di Liliana Segre, il giorno dopo avrei avuto le mie foto così, paragonato a Hitler A e testa in chissà che... giù a Piazzale ma Loreto pare come la evidente che sagoma di sia una Mosca. giustificazione questa, pare evidente. Ma sì, ma è una cosa abbastanza ridicola, però io spero insomma che il tema sarebbe riuscire a trattare tutte queste cose con un minimo più di approfondimento. Questa è la mia opinione. Massimo? Ma comunque io rimango dell'idea che questa storia delle manifestazioni della Palestina, eccetera, eccetera, sta anche distogliendo un po' l'attenzione da quella che è la situazione internazionale, per esempio con la Russia e tutte queste cose. Però è da dire che Francesca Albanese eh, può essere anche forse una distrazione di massa, io la butto un po' così. Cioè la gente che la esalta come se avesse detto chissà che cosa e poi nel concreto, cioè è una donna che dice che i terroristi vanno capiti. Cioè io tutto questo... Ma sì, può anche persino avere senso, cioè ci sono sempre delle motivazioni, uno può anche No, dire no, Francesco, capire. se dici così mi alzo e me ne vado. Cioè, No, ma no, però scusami, cioè uno non è che dice vanno capiti, poverini, no? Bisogna capire le motivazioni e capire da dove nasce. Allora, se tu lo dici in questo senso e poi aggiungi, Per mapparli e schiacciarli come se fosse un'infezione, sì, però. per evitare, certo, per evitare che si creino le condizioni, cioè quello è un po' come la frase di Andreotti, no? Se fossi nato lì sarei stato un terrorista pure io. È una provocazione, però bisogna dire perché si sviluppa quel movimento, perché avete islamizzato la lotta palestinese, perché ci sono tutta una serie di condizioni. Allora, se tu lo dici così ha un senso, se tu lo dici per dire che in fondo hanno anche delle ragioni e gli è uscita un po' Che così, hanno e costruito allora è scuole, inaccettabile. ospedali, e quindi anche giustificando una sorta di bene che sembra sia stato fatto da parte di Hamas. ma poi non scordiamoci che comunque l'albanese sminuisce gli ostaggi israeliani. Li sminuisce dicendo, vabbè, ma Hamas ha 250 ostaggi, adesso 50 perché 200 ne hanno liberati, ma Israele ne tiene 10.000. Sì, ma che c'entra? Una vita allora di un palestinese vale più della vita di un israeliano? No, ma Valgono sullo infatti stesso piano. Quindi, sono dei conti del cavolo, cioè non cioè, puoi... Tu dovresti dire, io mi auguro che liberino gli ostaggi il prima possibile, mi auguro che la smettano di ammazzare la gente innocente, muoiono innocenti da una parte e dall'altra, in questo momento ne muoiono più in Palestina, quindi bisogna che il governo israeliano fermi questa cosa. Dopodiché, esatto. Però eh, questa sì, sarebbe una posizione più di centro che oggi non funziona, come stavamo parlando prima, no? certo Che che no. abbiamo bisogno invece di polarizzare tutto e quindi magari anche se Albanese pensa questo, non può dirlo perché sennò perderebbe quella Hai fetta, ragione. no, di opinione pubblica che invece ha bisogno di quella polarizzazione. È che ci vogliono i capipopolo, ci vuole quello che grida di più, che sbraita di più, che alza la cosa e dice andiamo, facciamo le cose. Poi la gente va, si sfoga in piazza e sui social e si mette a posto la coscienza e finisce così. Intanto la gente continua a crepare Ma in tutti il i luoghi del problema mondo. principale di oggi è proprio questo, che la politica oggi è un prodotto. La politica è diventata un prodotto da quando si è smesso di ragionare, si è smesso di confrontarsi con il proprio oppositore politico, in questo caso, e di far valere le idee, cioè un po' in stile hegeliano, tesi, antitesi e sintesi. Oggi questo non avviene più. Oggi Ma avviene tesi, tesi ti e faccio una basta. Fusaro, esci da critica. questo corpo. Hai detto lo Hegel, Ti faccio una lo hai critica, ma evocato. Direi che dopo questo, caro Matt, secondo me possiamo anche chiuderla qui.
Io dopo volevo Hegel. solo fare una critica a Massimo su questo ragionamento, ma siamo sicuri che abbiamo smesso di essere critici e che forse in realtà non lo siamo mai stati? No? Perché c'è questa Mm. presunzione di dire abbiamo smesso, no, di ragionare. Ma siamo sicuri ragionavamo un tempo? Non è che per caso la politica è sempre stato questo? Slogan facili, una comunicazione il più basso possibile, a livello più basso possibile, in modo tale che tutti capiscano. E quindi questo come si traduce? In slogan, non in ragionamenti. I ragionamenti complessi, la maggior parte delle persone non li capisce. Quindi non puoi portarli. Forse hai ragione, però probabilmente è vero, perché se guardiamo anche le statistiche, poi alla fine il livello di istruzione non è, che non è peggiorato nel tempo, anzi è migliorato perché ci sono sempre meno analfabeti. Quindi da questo punto di vista hai ragione. Però mi sembra come se la classe politica attuale sia estremamente polarizzata. Cioè, se noi andiamo a sentire discorsi di Obama di tempo fa, comunque tutto questo non avveniva. Cioè, Obama si faceva i complimenti reciprocamente con il suo oppositore repubblicano. Era un dibattito costruttivo dove si parlava effettivamente di Sì, politica. un po' meno di oggi, diciamo, un po' meno polarizzata di oggi. Poi le cose sono iniziate lì. Ti ricordo che Obama è anche quello che ha aperto le porte al woke Sì, sì. e a Però tutta questa comunque roba. Obama non andava a dire in giro come fa Trump che i messicani si mangiano i gatti, Ah, oppure non non è va, vero? non va in giro a dire come È una Kamala fake news? Harris. No! Cosa mi hai svelato? No, io volevo credere fosse vero, era troppo bello. Io però ho visto dei Cazzo. video assolutamente allucinanti di... Di, Vabbè, mess- Vabbè, lasciamo questo perdere, è un lasciamo altro perdere. tema di comunque. Lasciamo perdere. messicani che Lasciamo mangiano i perdere. cani? E di personaggi di una certa etnia che cucinano gatti in strada. Beh, Ecco. Sì, questo l'ho visto anch'io, devo ammettere. sì, però questi erano stranieri. Ci fu anche un video famoso, se ne discusse tempo fa. Magari la prossima volta ne parliamo con la Brambilla di questo tema, vediamo. Però, insomma, stiamo degenerando, direi. Ragazzi, fermiamoci qua e salutiamo. Faccio di nuovo l'appello io. Seguiteci su galtmedia.it, che è il nostro sito. Andate, iscrivetevi ai nostri profili e seguiteci su tutti i social. Grazie a Massimo. Matt, a te la chiusura. Ragazzi, vi ringrazio per questa discussione aperta al dialogo, poco polarizzante, anche troppo di centro, come abbiamo visto, le nostre sono parole ricche di sfumature, io ve ne sarò sempre Moriremo grato. democristiani, è così, è così, è così. Moriremo Estremamente democristiani moderate. mangiando dei cani cotti lungo la strada, vabbè, che tristezza. Un saluto a tutti, ragazzi. Alla Ciao. prossima.